Vittoria interna per l'Unipomezia di Casciotti che batte il Ferentino al comunale di Via Varrone. Unipomezia che vola in vetta al girone B di eccellenza insieme al Monte Spaccato, anch'esso vincente però sul campo del Campus Euro. Unipomezia in vantaggio dopo 5 minuti di gioco, colpo di destra inseguito da un calcio di punizione da parte di Delgado che porta così in vantaggio i padroni di casa. Unipomezia 1, Ferentino 0. La reazione da parte degli ospiti arriva con questa conclusione a giro che però termina sul fondo. Unipomezia ancora in proiezione offensiva, questa volta sul lato di sinistra per all'interno dell'area di rigore. La conclusione da parte di Dos Santos viene respinta dalla difesa della formazione quest'oggi in maglia azzurra. Ancora Unipomezia pericolosa dallo stesso lato precedente, conclusione murata dall'estremo difensore del Ferentino che mette il pallone in angolo. Unipomezia che vola in realtà in ripartenza, va all'interno dell'area di rigore, esce il portiere del Ferentino e respinge la minaccia. Ultima occasione da parte della prima frazione di gioco ancora con il Ferentino, con questa conclusione che però viene murata dall'estremo difensore dei padroni di casa. Unipomezia che resta in 10 al 15° del secondo tempo per via del rosso occorso a Piro. Allora Ferentino che prova con un uomo in più a imprimere sull'acceleratore mentre torna la parità numerica nel finale, quando al 47° viene estratto il secondo cartellino giallo e quindi il cartellino rosso anche a Begliuti. Si chiude così 10 contro 10, poi dopo il recupero arriva il triplice fischio finale.